Buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti al Pala Gems. Italpol Tevere Remo è la partita di cartello della 16ª giornata del campionato regionale di calcio a 5 di Serie C2. L'Italpol e la Tevere Remo sono rispettivamente la prima e la quarta del girone A, classifica che vede la squadra di casa capolista con 41 punti ed un record di 13 vittorie e 2 pareggi e gli ospiti ad inseguire a 26 punti con una striscia positiva di 5 vittorie consecutive che è stata fermata proprio settimana scorsa a causa della sconfitta rimediata in casa contro lo Stimigliano. Buona visione a tutti da Fanner. La partita sta per cominciare con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi gioca la squadra di casa, vale a dire l'Italpol in completo verde. Dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi, si schiera invece la Tevere Remo in completo interamente nero. Ricordiamo, come già detto nel corso della presentazione, l'Italpol è prima in classifica con 41 punti, un record positivo di 13 vittorie e 2 pareggi, mai sconfitta nel corso di questa stagione. Insegue la Tevere Remo, quarta a pari merito con la Lositana, 26 punti e un record che nel corso dell'ultima giornata ha dovuto subire una battuta d'arresto perché con la sconfitta rimediata in casa contro lo Stimigliano ha interrotto la squadra ospite oggi una striscia positiva di 5 vittorie consecutive. Saranno Guancioli e Castroni a battere questo calcio di inizio con, ricordiamo, 30 minuti a tempo, un'ora di partita. La Tevere Remo avrà il primo pallone. Vedremo se la squadra ospite sarà in grado di battere il tabù che ha colpito tutte le squadre che sono venute qui e che in generale hanno affrontato l'Italpol nel corso di questa stagione. Nessuno è mai riuscito a sconfiggere quelli che sono oggi padroni di casa, sempre più capolisti, sempre più primi in classifica, sempre più in forma e che cercano ovviamente la qualificazione diretta che avverrebbe con il primo posto per la Serie C1 di calcio a 5. Attenzione a Milani sulla sinistra che prova ad avanzare, salta un avversario, salta un secondo, alla fine un doppio rimpallo lo favorisce perché la rimessa laterale è per la Tevere Remo che la batterà sulla sinistra, all'indietro verso Guancioli che gira sulla destra dove c'è Castroni. Vengono pressati i portatori di palla della Tevere Remo che però ricominciano dal portiere Gallori, a lunga verticalizzazione verso Antonica che prova a girarsi in mezzo a due uomini. Alla fine un contrasto duro da parte di un difensore dell'Italpol favorisce l'uscita da parte del portiere che cerca subito di far ricominciare l'azione con Pagnotta che allarga sulla sinistra a cercare un compagno 1 contro 1 con il numero 22 della Tevere Remo subito a cercare di pressare il portatore di palla. Si trattava ovviamente di Gallori. Adesso si riparte con Guancioli, Castroni, ancora Guancioli sulla sinistra che prova ad avanzare, supera la linea di centrocampo in questo momento, poi decide ancora di scaricare sulla destra verso un compagno. Si trattava ancora di Milani che ha provato il lancio in avanti, è arrivata però l'interdizione da parte della difesa di casa che va a riconquistare il pallone dopo questo errore di Castroni. Ora manovra sulla sinistra l'Italpol che prova l'1 contro 1 con ancora Antonica a pressare forte sul portatore di palla. Gira la palla con Pignotta che scarica ancora verso un compagno. Pignotta salta un avversario, si accetta, se la porta sul sinistro. Pignotta, conclusione ed è subito vantaggio dell'Italpol che passa dopo 2 minuti. Tevere Remo sotto e partita in discesa per la squadra di casa. Dopo soli 2 minuti di gioco vantaggio dell'Italpol grazie a Pignotta che è riuscito col sinistro ad accentrarsi e a scaricare dal limite dell'area una bordata sotto al 7, imparabile per Gallori. Gallori che quindi subisce un altro gol, il primo di questa partita, dopo 2 minuti con la Tevere Remo che ha subito un match in salita ma che prova a reagire con Guancioli che gira sulla sinistra verso Milani, scarica ancora sulla destra per un compagno, movimento da parte di Antonica sulla sinistra che però non viene cercato, si preferisce ancora un passaggio sulla destra con l'Italpol che recupera, ancora Pignotta sulla sinistra, avanza, supera la linea di centrocampo, scarica ancora verso un compagno, poi movimento da parte del numero 10 Fratini, arriva addirittura una conclusione dalla distanza che viene però respinta, rimpallo da parte della difesa della Tevere Remo che deve però ancora subire questo attacco da parte dei padroni di casa con Pignotta che scarica subito per vie centrali verso un compagno che prova a fare tutto da solo. Si trattava di Gambelli che alla fine riesce comunque a guadagnare un calcio d'angolo sulla destra
anzi rimessa laterale, scusate, che verrà battuta, anzi è stata già battuta dal Italpol. Attenzione a questo tiro, arriva il rimpallo della difesa della Tevere Remo che prova però adesso a impostare l'azione offensiva. Guancioli sbaglia, pressato altissimo da parte degli attaccanti dell'Italpol che vanno a recuperare il possesso. Quarto minuto di gioco, 1-0 per l'Italpol, a gol di Pignotta dopo soli 2 minuti. Partita in salita per la Tevere Remo che deve ancora difendersi. Giro palla da parte dei padroni di casa che vanno ancora dalla numero 30, ovvero Montagna, che va a questa conclusione respinta. Sul rimpallo piomba Fratini, sempre per Montagna. Fratini scambia ancora col numero 30, poi apertura sulla sinistra, 1 contro 1 su quella fascia, ancora in mezzo per il numero 11 Gambelli che provava a dare nel corridoio la sfera che avrebbe chiuso l'1-2 con il rispettivo compagno di squadra. È arrivato però questo errore da parte dei padroni di casa che non si sono intesi e che hanno concesso il possesso alla Tevere Remo. Castroni sulla destra prova ad avanzare, ancora il numero 5 verso i compagni con Guancioli che però non aggancia, lancio troppo lungo per il numero 10, palla che finisce sul fondo e che verrà rimessa in campo dal portiere Ferrari. Montagna ricomincia dalla difesa l'Italpol, partita giocata non certo a ritmi altissimi, con le squadre che però stanno cercando piano piano di costruirsi degli spazi importanti. Attenzione intanto a questa conclusione, una respinta ancora sul tiro, arriva l'ennesima conclusione della squadra di casa con la parata da parte del portiere che evita quei peggiori. Attenzione ancora a questa azione sulla destra verso Montagna, 1-2 per il numero 30 che riceve. Montagna prova ad accentrarsi, 3/4 campo, scarica sulla sinistra, conclusione, ancora una parata del portiere, calcio d'angolo. Stavamo appunto dicendo che le squadre stanno cercando di costruirsi degli spazi di manovra all'interno del terreno di gioco, con entrambe le difese che per il momento reggono bene. Partita non giocata a ritmi altissimi. Attenzione intanto un'altra conclusione con la palla che avrebbe potuto essere deviata proprio davanti alla porta da un attaccante. Non è arrivata però questa deviazione perché non ci è arrivato proprio col piede il numero 30 Montagna, che ha visto quindi scorrere la sfera davanti a lui. Pericolo scampato, il quarto in questa partita per la Tevere Remo che prova adesso ad attaccare. Attenzione a Castroni che la scodella in mezzo verso Guancioli che viene anticipato, poi si lotta ancora su questa sfera che alla fine dell'Italpol. Guancioli pressa ancora alto i portatori di palla, riesce ad uscirne l'Italpol che prova ad andarsene in contropiede, ma fa buona guardia il numero 5 Castroni su Gambelli che tentava di andarsene sulla fascia destra. Sesto minuto di gioco, la rimette in campo ancora la Tevere Remo con Castroni sulla sinistra, avanza Castroni. Vedremo se proverà a fare tutto da solo. Arriva infatti questa conclusione che viene rimpallata, poi aspetta Antonico che il pallone esca fuori e lo rimette in campo. Guancioli, Castroni, ancora Guancioli, pressing alto dell'Italpol, sempre verso Castroni sulla destra. È arrivato un fallo però da parte della squadra in verde e quindi calcio di punizione già battuto per la Tevere Remo. Guancioli avanza, Guancioli sull'alta sinistra, prova la conclusione col destro, un rimpallo favorisce ancora il numero 10 davanti alla porta, conclusione alta sulla traversa. Brividi per la porta dell'Italpol. Attenzione intanto subito a questo tentativo di contropiede con il lancio da parte del portiere verso Gambelli che ha spizzato di testa, parata da parte di Gallori che ha evitato quei peggiori, ma veramente grande pericolo per l'Italpol, così come grande pericolo in questa occasione per la Tevere Remo. Prima Guancioli davanti alla porta ha sparato alto, Guancioli che era riuscito a penetrare con un'azione solitaria, doppio rimpallo vinto e quindi si è trovato davanti al portiere con la possibilità di battere a rete. Lo ha fatto, ma la palla è stata, crediamo noi, deviata, anche se l'arbitro poi non ha fischiato il calcio d'angolo, quindi in sostanza è stato considerato fuori il tiro di Guancioli, con l'Italpol che riparte sulla sinistra. Attenzione intanto al fallo bruttissimo. Vediamo l'arbitro si avvicina a Castroni e arriva il giallo per Antonica, primo cartellino giallo di questa partita per la Tevere Remo. Brutto fallo di Antonica della Tevere Remo tra le proteste del pubblico amico che chiedeva addirittura l'espulsione per il numero 23 della squadra in nero. È arrivata solamente un'ammonizione che l'arbitro ha concesso appunto all'indirizzo di Antonica e quindi calcio di punizione per l'Italpol che andrà a battere. Due uomini in barriera per la Tevere Remo quando siamo giunti ormai all'8° minuto di gioco. Siamo 1-0 per l'Italpol grazie al gol siglato da Pignotta dopo 2 minuti.
calcio di punizione, fischia l'arbitro, battuta rasoterra respinta da parte della barriera, con la sfera che viene sempre recuperata dai giocatori di casa che la manovrano sulla destra. Attenzione a questo tentativo di 1 contro 1 sulla destra con Gravina, che però è stato fermato. Rimessa laterale sulla destra sempre per l'Italpol, che attacca, e la Tevere Remo deve difendersi da questo vero e proprio assedio da parte della squadra in verde, con la partita che per il momento ha questo andamento. Attacca l'Italpol cercando soprattutto col possesso palla di... Attenzione intanto a questa conclusione alta sulla traversa, stavamo dicendo attacca l'Italpol cercando soprattutto col possesso palla di andare a piano piano erodere la difesa della Tevere Remo, ma la squadra ospite si difende, cerca di ripartire velocemente grazie soprattutto alla classe e alla velocità di Guancioli ed Antonica. Antonica che riceve, prova subito all'indietro verso Guancioli che viene fermato, attenzione al recupero palla da parte di Fratini che se ne va, Fratini in mezzo a 3, viene ancora fermato, Antonica prova il contropiede, si allarga sulla destra, la mantiene in campo, verticalizzazione verso Castroni, rinvio della difesa, poi arriva un fallo commesso, vediamo, dai giocatori dell'Italpol che subiscono un calcio di punizione. Non arriva però nessun tipo di provvedimento disciplinare preso dall'arbitro, solamente calcio di punizione per la Tevere Remo quando siamo giunti al 9° minuto. Siamo 1-0 per l'Italpol, ne mancano 21 alla fine di questo primo tempo, con i capoclassifica avanti e che quindi avranno l'ennesima partita in discesa da giocare qui in casa. La Tevere Remo che invece dovrà recuperare nel corso di questo match questo straordinario risultato veramente per l'Italpol, che ha avuto tantissime palle gol. Attenzione intanto al tiro dalla distanza, alto sulla traversa, niente da fare quindi per la Tevere Remo. Stavamo dicendo, l'Italpol ha avuto tantissime occasioni nel corso dei primi 4-5 minuti, si sono contate 4 conclusioni nello specchio della porta, con soprattutto Pignotta e Fratini attivissimi. Sono arrivate sicuramente delle parate da parte di Gallori, anche degli errori degli attaccanti dell'Italpol. Risultato per il momento giusto, 1-0 per la squadra di casa che attacca ancora. Attenzione alla palla in mezzo verso Fratini che viene fermato, recupera la Tevere Remo che prova ad andarsene in contropiede con il numero 20, ovvero Castelli, che poi torna all'indietro, gira sulla destra verso Castroni, sempre passaggio di ritorno per Castelli che prova a superare la linea di centrocampo. Antonica all'indietro verso Guancioli, lungo lancio ancora per gli attaccanti. Non si sono intesi però Guancioli e le due ali che andavano a tagliare in mezzo. Attenzione intanto a questa conclusione con la parata del portiere, la seconda volta che il portiere mette in campo questa sfera con le mani e cerca subito di verticalizzare per gli attaccanti che si sono trovati per la seconda volta consecutiva davanti alla porta, con Gallori che ancora una volta è stato chiamato alla parata. Ora Castroni, Guancioli guadagna palla, Guancioli se la porta sul destro, scarica verso Castroni che la mantiene in campo, conclusione fuori. Rimette in campo l'Italpol, 11°, 19 minuti alla fine di questo primo tempo, 1-0 per i padroni di casa che adesso hanno il possesso. Sulla sinistra, ancora per vie centrali verso il pivot che viene anticipato dall'intervento del libero, che prova subito a scaricare sulla sinistra per Castelli che va a questo contropiede, deve però tornare dai propri difensori con Castroni che adesso opera dalla sinistra. Attenzione ad Antonica che carica la conclusione dopo una serie di dribbling. Tiro che viene respinto, calcio d'angolo sulla destra, 12° e opportunità per la Tevere Remo che sta crescendo di colpi nel corso di questi ultimi minuti. Calcio d'angolo, attenzione a Castroni che stava per essere servito da questo tentativo di assist di Guancioli. C'è stato l'anticipo provvidenziale da parte di un difensore dell'Italpol che ha permesso ai padroni di casa di evitare il pericolo. Adesso la Tevere Remo ricomincia addirittura dalla propria metà campo con Castroni, 1 contro un attaccante, torna ancora da Guancioli che allarga verso Castelli, 1 contro 1 sulla sinistra, perde la palla, la recupera ancora l'Italpol ma è sempre Guancioli a fare buona guardia. Castelli, ancora Guancioli che agisce come libero, Castroni sulla sinistra, gira per Antonica, Guancioli, movimento di Castelli verso il pallone, movimento però che veniva incontro a Guancioli che non è stato sfruttato dal libero, che ha preferito servire il portiere. Poi passaggio sbagliato da parte di Gallori e quindi rimessa laterale sulla sinistra concessa all'Italpol che avrà la possibilità di attaccare. Possesso palla recuperato da parte della squadra in verde che gira sulla destra verso Montagna che prova l'1 contro 1 sulla destra contro Castelli che lo ferma. Rimessa laterale però è per l'Italpol, l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Tevere Remo. Montagna, Armellini, ancora Montagna sulla destra. C'è sempre Armellini a giocare da libero che è entrato da poco, che riceve adesso con la sinistro, scarica ancora sulla destra, attenzione che si accentra l'Italpol con questo tentativo di conclusione
Arriva però un liscio che stava per costare caro anche in termini di salute al giocatore che ci ha provato, ovvero il numero 30 Montagna, perché avrebbe potuto farsi male. Attenzione intanto a questa conclusione alta sulla traversa con l'ennesimo pericolo della porta di Gallori, che è stato però sventato, in questo caso da un errore da parte dei giocatori avversari, in altri casi anche dalle parate importanti sicuramente dell'estremo difensore della Tevere Remo, che adesso perde un possesso. Palla troppo larga per Castroni che non la mantiene in campo e quindi rimessa laterale sulla destra per l'Italpol. Per il momento siamo a 2 falli per la squadra di casa, 1 per gli ospiti, quindi dovrebbe essere un primo tempo che in teoria dovrebbe scorrere regolare fino alla fine senza la necessità di arrivare alla bonus falli per nessuna delle due squadre. Comunque ora è sempre la squadra di casa a portare la sfera, con Albani che riceve, scarica sulla sinistra verso Pignotta che va alla conclusione, parata del portiere, poi rimane lì la sfera e ancora salva l'estremo difensore. Che opportunità per l'Italpol, è veramente la sesta conclusione che si conta verso la porta di Gallori, ancora una volta straordinario. Intanto arriva, vediamo, una decisione da parte dell'arbitro per i Verdi, che guadagnano quindi una fallo laterale che sbattono subito sulla destra. Albani avanza 1 contro 1 contro il difensore. Albani all'indietro a cercare Armellini che gira sulla sinistra, c'è sempre Albani che fa il movimento, non viene visto. Pallone invece in verticale a chiudere il triangolo con Armellini, che però è stato intercettato. Ci sarà comunque rimessa laterale sulla sinistra in zona d'attacco. Attenzione ad Albani sulla destra che gira all'indietro verso un compagno. Armellini dà ancora sulla sinistra, Albani col tacco verso il numero 14 Pignotta, l'autore del gol, dell'unico gol che in questo momento abbiamo visto quest'oggi e che sta decidendo la partita. Albani sulla sinistra verso un compagno, non pressa sui portatori di palla la Tevere Remo, ma mantiene comunque una buona densità a centrocampo. Pignotta non trova spazi, l'Italpol che prova ad attaccare e a andare a cercare anche il secondo gol, che ovviamente migliorerebbe il vantaggio e il risultato, che vede comunque la squadra di casa avanti. 15esimo, Armellini gira sulla sinistra verso un compagno, torna ancora il pivot a cercare il libero che la gestisce allargandosi, poi movimento ancora da parte del pivot che allarga sulla destra verso lo Iodice, nuovo entrato, poi passaggio in verticale di Pignotta sempre verso lo Iodice. Non si sono intesi, triangolo che non si chiude, palla fuori. 16esimo, 14 alla fine del primo tempo, 1-0 per l'Italpol, con una Tevere Remo che ha subito molto nel corso dei primi minuti, che poi è riuscita comunque a cercare una reazione e in questo momento è ancora in balia del gioco dell'Italpol, che sta cercando di andare al raddoppio e di poter chiudere almeno parzialmente per questo primo tempo questa gara, che per il momento è ancora in bilico. Castroni per Guancioli, prestato altissimo, attenzione perché recupera l'Italpol che toglie subito il possesso di palla alla Tevere Remo, con il numero 30 Montagna che fa il movimento sulla destra, viene cercato adesso dal colpo di tacco di Pignotta che gira sulla sinistra per Armellini, in verticale ancora per il pivot che viene anticipato. Attenzione all'intervento da parte di Castroni che prova ad andarsene 1 contro 1, perde ancora la sfera, la recupera sempre l'Italpol che gira sulla sinistra. L'ennesimo cambio nel corso di questi primissimi minuti per la squadra in verde, che ha effettuato tantissime rotazioni. Ancora Pignotta, gira sulla destra, attenzione perché da questa posizione può arrivare la conclusione, che arriva infatti alta sulla traversa. Rimette in campo il portiere, Gallori gira subito per Castroni. È tornato in campo il numero 24 Cerasaro per la Tevere Remo. 17esimo, 1-0 per l'Italpol, ma ospiti che attaccano. Castroni col tacco verso Masci, anche lui nuovo entrato insieme a Cerasaro, cercava il numero 20 Castelli che però non è riuscito ad agganciare perché la palla era troppo lunga, suggerimento sbagliato e quindi possesso per l'Italpol che avanza con Pignotta sulla destra. Pignotta prova ad accentrarsi, ha la palla sul sinistro, deve cercare un compagno in appoggio sempre sulla sua fascia di competenza, poi ancora per il pivot ha cercato al limite dell'area, dato corto dell'area di rigore che era stato letteralmente preso d'assalto da parte della squadra di casa senza fortuna. Intanto arriva un'altra ammonizione per la Tevere Remo, stavolta per Cerasaro, a causa evidentemente di proteste nei confronti dell'arbitro, arbitro che ha autorizzato una rimessa laterale per l'Italpol, che quando siamo giunti al 18esimo minuto
va a battere, 12 alla fine di questo primo tempo, 1-0 per i padroni di casa, che adesso hanno anche questa occasione con la rimessa all'indietro per Pignotta, che va alla conclusione, respinta da parte della difesa, che poi concede ancora una fallo laterale, stavolta sulla parte opposta. Pignotta gira sulla sinistra, 1 contro 1 da parte del difensore, che prova la conclusione, grande parata da parte del portiere. Ancora calcio d'angolo sulla destra, attenzione alla conclusione, tiro, incredibile palo. Emozioni in questa partita tra Italpol e Tevere Remo, con la squadra di casa che prova ancora ad attaccare per cercare di andare a chiudere questa partita. Intanto la Tevere Remo, al momento di una costruzione del contropiede, è stata fermata falosamente secondo l'arbitro, e quando siamo arrivati al 18° minuto e 30 secondi, a poco più di 11 dalla fine di questo primo tempo, assegna una calcio di punizione agli ospiti, con Masci che va alla battuta, il numero 24 Cerasaro nei paraggi. Vedremo chi calcerà e se calcerà Masci. Uno schema per Cerasaro, 1-2 che non si chiude perché il triangolo è totalmente sbagliato, passaggio troppo lungo da parte del numero 74 verso il numero 24, e allora si ricomincia con l'Italpol sempre in possesso, che ha avuto due nitidissime occasioni qualche secondo fa che avrebbero veramente potuto portare la squadra di casa sul 2-0. A quel punto sarebbe stata durissima per la Tevere Remo cercare di rimontare contro una compagine che ha subito veramente pochissimi gol. Ancora una percussione centrale, con l'errore però da parte di Pignotta, che viene fermato. La recupera il portiere, che scarica verso il neoentrato Castelli, che deve difendersi in mezzo a 3, prova ad andarsene, viene messo giù fallosamente, l'arbitro fischia fallo e chiama intanto una time out che è stato fischiato dalla panchina appunto della Tevere Remo. Dopo il time out chiamato in campo dalla Tevere Remo, si ricomincia per questo primo tempo della partita tra Italpol e Tevere Remo, valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5 regionale, girone A. Vantaggio 1-0 per i padroni di casa, che sono avanti grazie ad un gol di Pignotta dopo appena 2 minuti. Padroni di casa che hanno avuto tantissime opportunità per cercare di raddoppiare e anche di andare a segnare magari il terzo gol, ma che si sono scontrati addosso ai pali, alle parate di Gallori e agli errori individuali degli attaccanti. Adesso Tevere Remo, che avrà la possibilità di rimettere in campo la sfera con questo possesso che viene assegnato a Castroni, con D'Amadio che è tornato sul terreno di gioco con la maglietta senza numero, verso il numero 24 Cerasaro, che però ha sbagliato. Ricordiamo che siamo al 21esimo, vedremo se poi ci saranno minuti di recupero visto che già c'è stato un time out. Siamo 1-0, ma soprattutto sembra per il momento l'Italpol averci smentito, perché ha già raggiunto 4 falli, quindi dal prossimo sarà in bonus. Avevamo detto all'inizio di questa partita che sarebbe stato, visto l'andazzo dei primi minuti, molto difficile vedere che qualcuno delle due avrebbe potuto raggiungere il bonus, ma la squadra di casa lo va a raggiungere proprio in questo momento, perché c'è un fallo commesso da Mignotta e quindi un calcio di punizione per la Tevere Remo. Amadio batte questo calcio di punizione verso Cerasaro, che allarga ancora per Masci. Passaggio di ritorno per Cerasaro, Masci, pressing altissimo da parte dell'Italpol, che prova subito a togliere il possesso alla Tevere Remo, che poi verticalizza ancora verso Cerasaro. Palla troppo lunga anche per il velocissimo e prestantissimo fisicamente numero 24, che non riesce ad arrivare sulla sfera. È entrato in campo anche Carlo De Matteis, un giocatore che sappiamo essere molto pericoloso sotto porta. Intanto palla sulla sinistra verso il numero 4, che prova ad accentrarsi, scambio con la pivot che prova il passaggio di ritorno senza fortuna. Il pubblico reclama in fallo, che l'arbitro però non fischia. Attenzione al numero 6, vale a dire lo Jodice, che scarica sulla sinistra verso un compagno vicino alla bandierina del calcio d'angolo, poi arriva il traversone vediamo se c'è una deviazione. L'arbitro dice di no, il rinvio dal fondo è per il portiere della Tevere Remo. E siamo giunti al 23esimo minuto, vedremo se l'arbitro concederà qualche minuto addizionale dopo la fine del tempo regolamentare in questo primo tempo. Ora Amadio sulla destra prova ad attaccare contro 3 difensori schierati, alla fine gli rubano la palla, però la riconquista Cerasaro a centrocampo in mezzo a 2, salta un avversario, poi si crea qualche difficoltà da solo sulla linea laterale, andando a gestire un possesso non certo facilissimo. Infatti perde la sfera, la recupera sempre l'Italpol. 23esimo, avanza la squadra
di casa con Pignotta, l'autore del gol, che se la porta sul sinistro, scarica verso un compagno, attenzione alla conclusione, arriva, ma c'è anche una respinta dalla difesa e quindi rimessa laterale sulla sinistra quando siamo ormai giunti al 24esimo per l'Italpol. 6 minuti alla fine di questo primo tempo più eventuale recupero, 1-0 per i verdi che adesso attaccano sulla destra. Attenzione a Montagna che prova la conclusione, poi prova anche il dribbling dopo un rimpallo, guadagna una rimessa laterale già battuta, perde però la sfera all'Italpol, vedremo, può andarsene in contropiede con Masci sul sinistro, va la conclusione, respinta, sarà calcio d'angolo sulla sinistra. Non sarà calcio d'angolo ma rimessa laterale con Guancioli che batte, scarica subito per Masci, arriva però questo rimpallo che favorisce sempre la Tevere Remo. Dopo la respinta infatti ci sarà calcio d'angolo sulla sinistra, Guancioli per Masci, ancora passaggio di ritorno con Castroni che agisce sulla linea di fondo, va poi a questo cross che viene deviato, non era Castroni ma era De Matteis, anche perché il numero 5 è uscito già da qualche minuto. Comunque calcio d'angolo con Guancioli a battere, la Tevere Remo ancora in attacco, battuta subito sul portiere che va però a impossessarsi della sfera, lancia il contropiede, attenzione al numero 11 Gambelli che provava a liberarsi di un marcatore che però è riuscito a tornare alla grande e a rimorchio ha fermato il numero 11 appunto, è attaccante alla destra della squadra di casa con la palla fuori. Attenzione, calcio d'angolo già battuto, conclusione respinta, ennesima rimessa laterale sulla sinistra in zona d'attacco, 25esimo, 5 alla fine di questo primo tempo, attacca ancora l'Italpol che prova a questo punto a raddoppiare alla fine di questo primo tempo e ci riesce ancora lui, Pignotta, 2-0 per l'Italpol a 4 dalla fine di questa prima frazione. (26esimo minuto, raddoppio dell'Italpol grazie ancora a Pignotta, doppietta per il numero 14 e alla destra della squadra di casa che è riuscito nell'impresa di andare a segnare 2 gol alla difesa della Tevere Remo. Tevere Remo che adesso ha una partita ovviamente in salita, lo era già dopo soli 2 minuti ma lo è ancora di più dopo questo raddoppio. Tevere Remo che attacca con Amadio che è tornato in campo, che scarica verso Guancioli, ancora sulla destra a cercare un compagno, riceve sempre il numero 10 che prova a superare la linea di centrocampo, gira ancora sulla destra verso Cerasaro con il pressing alto da parte dei giocatori in verde che provano ancora a togliere il pallone a quelli della Tevere Remo. Tevere Remo che in teoria una opportunità ce l'ha per tornare in partita, è quella di sfruttare il bonus di falli che l'Italpol ha già raggiunto. Mancano poco meno di 4 minuti alla fine di questo primo tempo più eventuale recupero, vedremo se l'arbitro lo assegnerà e i padroni di casa hanno sicuramente un punto debole, anche se per il momento stanno conducendo questo match per 2-0 senza difficoltà. Intanto arriva ancora una conclusione che viene deviata e finisce fuori, ci sarà un calcio d'angolo sulla sinistra con l'Italpol che non si ferma e che prova a chiudere a questo punto il match già nel primo tempo. Italpol veramente straripante come sempre e che oggi è ancora qui in casa a cercare di dittar legge, la legge di tutte vittorie tra le mura amiche contro le squadre che sono venute qui alla Pala Gems di Via del Bayard a giocare, e soprattutto la legge che dice prima in classifica l'Italpol a 41 punti, oggi potrebbe arrivare a 44, a questo punto chiudere anche parzialmente il discorso per la qualificazione diretta e andare a prendere il primo posto. Vedremo poi se le altre cercheranno o riusciranno a ritornare sotto o seppure non ci sarà partita. Attenzione alla palla sulla sinistra, ancora questa conclusione, il salvataggio sulla linea, poi rimane lì la sfera col tentativo da parte dell'Italpol di portarsela sulla sinistra. Ancora il numero 30 che prova la conclusione, poi ci ripensa, se la porta sul sinistro, sempre Montagna bravissimo, è stata un'occasione colossale per l'Italpol qualche secondo fa con un tiro che è stato respinto, il tentativo poi ancora di ribattuta con il grande salvataggio da parte di Castroni sulla linea di porta che ha evitato quello che sarebbe stato il 3-0 che avrebbe probabilmente fatto capitolare la Tevere Remo e concesso le chiavi di questa partita all'Italpol. Non che l'Italpol ovviamente non ce le abbia. Rimessa laterale già battuta con Lauri scarica sulla sinistra, Lauri in verticale verso un compagno, ancora per il numero 9 Albani, 1 contro 1 di Albani che scarica sulla destra verso Montagna, passaggio di ritorno per Albani, ancora Montagna, ancora Albani, triangolo con il numero 30 che prova a puntare l'avversario
Montagna se ne va sulla destra, prova a decentrarsi, poi perde la sfera, la recupera Tevere Remo che se ne va in contropiede, attenzione a Guancioli che allarga sulla destra verso un compagno con De Matteis che la mantiene in campo, poi va la conclusione alta sulla traversa. La rimette in campo l'Italpol quando manca ormai un minuto alla fine di questo primo tempo più eventuale recupero. 2-0 con 2 gol di Pignotta, uno al secondo, uno al 26esimo di questo primo tempo, con la squadra di casa che a questo punto è padrona della partita e che cerca addirittura di trovare il 3-0. Attenzione a questa conclusione, la parata del portiere che salva, rimessa laterale sulla sinistra, l'Italpol veramente inarrestabile oggi e che cerca di dilagare già in questa prima frazione senza che la Tevere Remo sia mai riuscita a sfruttare quello che sarebbe un suo punto di forza, vale a dire il fatto di poter contare su una squadra che ha già raggiunto i 5 falli, ovvero l'Italpol, che quindi sarebbe in bonus già a partire dalla prossima irregolarità. Ma per il momento si rimane nella metà campo della Tevere Remo con l'Italpol che attacca, attenzione al passaggio in verticale, tentativo da parte del numero 11 Gambelli di poter servire un compagno, il portiere a branca in presa e poi guida il contropiede con Antonica che viene subito servito, scarica sulla sinistra verso un compagno che però non riesce a girarsi sulla sinistra, arriva la rimessa laterale sulla destra e quindi il tentativo da parte dell'Italpol di riuscire a rallentare il ritmo del gioco che si rallenta grazie anche a un time out che viene chiamato quando manca un minuto alla fine più eventuale recupero. Sì. Guarda, questa me l'ha scritta, io me la sono scritta. Me l'ha scritta quella dell'Italpol. La Deveremo, te la dico io dopo. Sì, sono da Fanner, noi lavoriamo con la Deveremo. Si ricomincia quando manca un minuto alla fine di questo primo tempo e siamo 2-0 per l'Italpol grazie a 2 gol di Pignotta. Italpol che per il momento è padrona della partita, ha in mano le chiavi di questo match che ha visto la Tevere Remo capace di reagire nel corso dei minuti centrali ai primi attacchi della squadra di casa che si era portata in vantaggio dopo soli 2 minuti. Tevere Remo che però ha anche ceduto spazio, campo e soprattutto energie fisiche agli attaccanti dell'Italpol che hanno pressato la difesa avversaria e che sono riusciti a battere una seconda volta ancora grazie a Pignotta. In teoria l'Italpol sarebbe in bonus di falli con 5, numero già raggiunto da qualche minuto, ma la Tevere Remo non riesce a sfruttare. Attenzione, intanto una palla davanti alla porta con Guancioli che riapre improvvisamente la partita a 30 secondi dalla fine, torna sotto la Tevere Remo 2-1. Secondi alla fine di questo primo tempo, 2-1, torna sotto la Tevere Remo quando manca pochissimo alla fine di questa prima frazione. Guancioli ha rubato un pallone dopo un errore difensivo clamoroso da parte dei difensori della Tevere Remo, scusate, dell'Italpol, e la Tevere Remo è riuscita quindi a tornare sotto 2-1 con Guancioli. Attenzione tanto alla conclusione con la palla che finisce fuori, ma ancora pericolo per la porta di Gallori che adesso rimette in campo. Dovrebbe essere l'ultima azione di questo primo tempo verso Antonica, all'indietro torna dai difensori con Castroni, anzi Amadio che viene pressato altissimo, che scarica verso Guancioli che poi va ad allargare sulla sinistra dove non c'è nessuno. La palla finisce fuori, vedremo se l'arbitro concederà ancora qualche secondo oppure fischierà. Infatti fischia, finisce qui il primo tempo, 2-1 per l'Italpol, la doppietta di Pignotta, poi è riuscita la Tevere Remo a tornare sotto grazie al gol di Guancioli dopo un errore della difesa. Si ricomincia per questa ripresa con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni, ovviamente a parti inverse rispetto alla prima frazione. Dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi gioca la Tevere Remo in completo nero, dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, gioca l'Italpol in completo interamente verde. Ricordiamo che alla fine del primo tempo siamo 2-1 per la squadra di casa, che è passata in vantaggio grazie a Pignotta che è stato anche colui che ha raddoppiato quando mancavano 5 minuti alla fine del primo tempo. Poi però è arrivato l'incredibile gol del 2-1 da parte della Tevere Remo grazie a Guancioli che ha sfruttato una disattenzione difensiva, un errore clamoroso, possiamo definirlo, della retroguardia dell'Italpol,
che al momento di scambiarsi un pallone tra i due centrali ha regalato letteralmente la sfera a Guancioli, che infatti ha segnato. Intanto tentativo di contropiede per la Tevere Remo, con Guancioli che però viene anticipato e quindi la palla finisce sul fondo. Vedremo però se l'ultimo a toccare sarà stato proprio il numero 10 della Tevere Remo oppure un difensore dell'Italpol. L'arbitro dovrebbe essere orientato verso l'assegnare un calcio d'angolo agli ospiti, che infatti dovrebbe essere proprio battuto in questo momento, con Guancioli ancora sulla palla con la destra, all'indietro arriva un compagno, attenzione a questa conclusione che finisce sul fondo. Ci ha provato Antonica, ottimo schema per la Tevere Remo, attenzione dall'altra parte il portiere scarica subito verso un compagno che in mezzo all'aria cade. Grandi proteste del pubblico e della panchina dell'Italpol perché volevano un rigore che l'arbitro però non assegna. Il numero 11 Gambelli all'interno dell'area di rigore si era trovato solo dopo l'ennesimo servizio da parte della portiere di casa, che aveva appunto dato la sfera al suo pivot. Intanto l'arbitro espelle l'allenatore dell'Italpol in questo momento e quindi è l'espulsione, la prima della partita, ai danni del manager da parte dell'arbitro, che quindi per il momento lascia comunque tutti gli effettivi dell'Italpol ancora in campo, anche se adesso dovranno rinunciare ovviamente alla spinta di uno dei propri manager proprio sulla panchina. Non si trattava dell'allenatore, bensì dovrebbe essere il secondo del mister della squadra. Comunque Italpol che ha avuto veramente tanto da ridire su quell'occasione, con Gambelli in mezzo all'area da solo dopo l'assistenza da parte del portiere che con le mani l'aveva trovato appunto all'interno dell'area di rigore. È caduto, volevano il calcio di rigore sia i giocatori della panchina, ovviamente sia il pubblico amico qui negli spalti del Palagems. L'arbitro però non ha fischiato calcio di rigore, ha concesso semplicemente possesso alla Tevere Remo, che adesso però deve ancora difendersi perché la sfera è per i giocatori dell'Italpol, che la manovrano ancora sulla destra. Poi scarica la palla verso Montagna, un compagno che va a questo cross con il destro, cross teso che viene fermato, viene respinto dall'intervento difensivo da parte della retroguardia dei giocatori ospiti. Attenzione a questa conclusione, davanti alla porta arriva un altro tiro e poi l'incredibile parata da parte di Gallori. Calcio d'angolo sulla sinistra, velo ancora per un compagno, conclusione da parte di Armelini che viene respinta. Ora però la Tevere Remo prova a rientrare con il pressing alto da parte di Castroni, che andava a conquistare questa sfera contro il rispettivo marcatore e ne è riuscita ad uscire ancora l'Italpol, che la mette in mezzo dalla sinistra, in mezzo all'area di rigore. C'era solo un compagno che però non è stato servito, intercetta la Tevere Remo, se ne va in contropiede, attenzione alla palla sulla destra, con Antonica che è accrostato di sinistra da sotterra. C'è stata però l'interdizione e quindi la deviazione che porterà ad una rimessa laterale sulla destra con Guancioli. Guancioli scarica ancora per questa conclusione di Antonica che viene respinta, rimpallo che favorisce ancora l'Italpol, che se ne va in contropiede, palla sulla fascia di competenza del numero 4 che la mette in mezzo verso il numero 11 Gambelli, che tira, parata, ancora un tiro e ancora un intervento della difesa della Tevere Remo che mette in calcio d'angolo. Grande pericolo per gli ospiti, che però riescono ancora a reggere l'urto dell'attacco che in questo momento sta facendo veramente faville dell'Italpol, che cerca di andare a segnare il terzo gol e forse di chiudere la partita che ricordiamo è stata improvvisamente riaperta alla fine, all'ultimo minuto del primo tempo, grazie ad un gol di Guancioli che è stato favorito da un'incredibile disattenzione difensiva, con i due centrali della retroguardia avversaria che hanno regalato palla al momento di passarsela allo stesso numero 10 della Tevere Remo, che infatti ha punito i padroni di casa. Ora Castroni, Guancioli, ancora Castroni, sempre per Guancioli, prova subito il lancio lungo che viene però intercettato, rimessa laterale sulla destra per la Tevere Remo che rimane nella propria metà campo ma che cerca con calma di uscire da questo assedio dell'Italpol. Ancora un lungo lancio verso gli attaccanti, finisce direttamente fuori, rimessa laterale. Palla rimessa subito in campo con l'Italpol che prova ad attaccare. Montagna gira sulla destra verso un compagno, Armellini, allarga, ancora Montagna che scarica verso questa conclusione che finisce alta sulla traversa. La rimette in campo il portiere con le mani, ancora a cercare gli attaccanti. Antonica che gioca da pivot, prova a stopparla, ci riesce, deve girarsi, lo fa, scarica verso Castroni che avanza, Castroni se la porta sul destro, deve però tornare ancora sui suoi passi perché arriva il pressing alto da parte degli attaccanti dell'Italpol. Poi subito lancio ancora verso Antonica che però non riesce ad andare ad intercettare questa sfera, poi prova anche a
ingannare l'arbitro andando a cadere per terra e forse andando a cercare di ottenere un fallo. Il direttore di gara però non è dell'avviso di assegnare appunto una punizione ai giocatori della Tevere Remo, che adesso però devono ancora una volta difendersi dall'attacco dei verdi che agiscono sulla sinistra con Montagna che rientra, se la porta sul destro, conclusione, miracolo del portiere. Calcio d'angolo sulla sinistra per l'Italpol, la conclusione, un'altra deviazione. Vediamo se l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Tevere Remo. Sì, calcio d'angolo dalla parte opposta sulla destra. L'Italpol in questo inizio di secondo tempo cerca di chiudere la partita 2-1 per i padroni di casa che battono ancora il corner sulla destra. Attenzione a questo tiro, para il portiere, poi ancora una deviazione. Stava per favorire il numero 11 Gambelli che non è riuscito a concludere in porta. Battuta a rete che è stata fermata ancora dall'intervento dell'estremo difensore. Poi verticalizzazione verso Antonica che ha commesso fallo su un proprio marcatore. Antonica che se la prende anche con l'arbitro, il direttore di gara che intima il numero 23 di calmarsi. Non è stato il Catarino giallo il direttore di gara. Attenzione intanto a questa conclusione con la respinta, rimpallo della difesa da Tevere Remo con Castroni che non riesce a spazzare. Poi alla fine l'arbitro non fischia perché va la regola del vantaggio, non c'è fallo dei giocatori dell'Italpol, se ne va la Tevere Remo sulla fascia destra, palla in mezzo e nessuno riesce a deviare con Antonica che adesso esce e viene sostituito da De Matteis. La rimette in campo l'Italpol, settimo minuto di gioco, 2-1 per i padroni di casa con la Tevere Remo che sta cercando di difendersi da questo vero e proprio assedio da parte della squadra di casa in questi primissimi minuti del secondo tempo. Attenzione alla numero 10 Fratini che scarica ancora per un compagno, Armellini riceve, se la porta sul sinistro, 1-2 con il pivot, poi palla ancora sulla destra, sempre Armellini all'indietro verso Fratini che è tornato in campo in grande spolvero, il numero 10, Fratini se la porta sulla destra, va la conclusione, respinta di un difensore, la sfera rimane lì, poi Fratini viene ancora messo giù e calcio di punizione con ammonizione per Milani. Ci sarà un calcio di punizione per l'Italpol che quando siamo giunti a quasi il nono minuto di gioco di questo secondo tempo cerca di poter tornare 2 gol sopra con questo calcio piazzato. Attenzione alla conclusione da parte del numero 30 Montagna che viene respinta, ancora rimessa laterale con Fratini che scarica sulla destra verso un compagno, 1 contro 1 sulla fascia di competenza che poi la mette in mezzo e arriva una deviazione sotto porta, deviazione che porta l'Italpol avanti ancora di 2, 3-1 al nono minuto, ha segnato il numero 5 Gravina. Si riparte da centrocampo, nono minuto, 21 alla fine di questa partita con la Tevere Remo sotto di 2 gol, 3-1 per l'Italpol che è tornata avanti di 2 grazie al tocco sotto da parte di Gravina che è riuscito a deviare un pallone che più che un cross era un vero e proprio tiro in porta, tiro diretto proprio alle spalle del portiere Gallori che non ha potuto nulla sulla ribattuta da parte di Gravina che ha deviato e ha messo in rete la sfera del 3-1. Ora l'Italpol avanza ancora sulla sinistra con Montagna che se ne va, conclusione fuori di poco. Si riparte con la rimessa in campo del portiere Gallori, impegnatissimo oggi, che ha salvato in molti casi la porta della Tevere Remo ma che non ha potuto niente sull'ultimo tentativo, già battuto 3 volte ma sicuramente incolpevole l'estremo difensore che si sta scontrando contro una squadra fortissima che poi va addirittura a segnare il 4-1 grazie al numero 30 Montagna che probabilmente chiude la partita quando mancano comunque ancora 20 minuti alla fine. Undicesimo minuto, 19 alla fine di questa partita, 4-1 per l'Italpol che ha segnato 2 gol con Pignotta, uno con Gravina e l'altro con Montagna. Attenzione alla palla sulla sinistra
per la Tevere Remo, che attaccava da quella parte con Cerasaro, che però è stato fermato, o meglio non è riuscito a controllare bene, si è allungato il pallone sul controllo e l'ha concesso ancora alla squadra di casa, che però adesso deve subire questa rimessa laterale in zona offensiva con Masci, che va addirittura a provare una conclusione in porta, forse voleva far sbattere la palla addosso al marcatore avversario, senza fortuna. Questo 1-2 nel giro di un minuto da parte della Italpol ha sicuramente ridotto al minimo le speranze della Tevere Remo di poter portare a casa almeno un punto qui alla Pala James, trasferta che sapevamo essere durissima e difficilissima per gli uomini di Fabio Luciani. Fabio Luciani che però sapeva che la Tevere Remo avrebbe potuto restare in partita per tantissimi minuti di questo match. Per il momento è ancora in partita, nel senso che è 3 gol sotto, 4-1, anche se mancano 19 primi alla fine. Bisognerà vedere però con quanta grinta gli ospiti sapranno reagire. Attenzione intanto alla sfera ancora per Cerasaro, che non tira, scarica ancora verso De Matteis, che va alla conclusione, parata del portiere e poi spazza la difesa. Ora lungo lancio dall'altra parte col portiere che esce. L'arbitro, vediamo, fischia. Vediamo che cosa decide. Decide di dare la palla alla Tevere Remo, con i giocatori della Italpol che volevano un intervento dell'estremo difensore fuori dall'area di rigore. C'è stato comunque qualche secondo prima questa azione di contropiede velocissima da parte dell'Italpol, un tentativo della Tevere Remo con De Matteis, che con la punta aveva provato a battere di giustezza il portiere avversario senza fortuna. Attenzione ancora la palla in mezzo con Castelli, che non aggancia e che quindi impedisce alla Tevere Remo di essere ancora pericolosa in attacco. Quasi al 13esimo, quasi al 17 dalla fine, rinvia il portiere ancora lungo lancio a cercare gli attaccanti che la prendono, non riescono però a servire i giocatori in mezzo all'area. Ora se ne va la Tevere Remo, perde ancora la sfera, la riconquista, Masci a centrocampo, resiste ad una carica, vince anche un rimpallo, alla fine poi la sfera è sempre dei giocatori in verde che la lasciano scorrere sul fondo. Si riparte con la Tevere Remo che deve difendersi ancora, possesso per l'Italpol con Montagna che la mette in mezzo verso il pivot che deve girarsi, scarica verso ancora Albani che gira per Montagna dalla sinistra, prova ad accentrarsi 1-1 col destro, 1 contro 1 che però non è riuscito ai danni di un difensore, quindi sfera direttamente tra le mani del portiere Castroni. Gira sulla sinistra con qualche difficoltà perché pressa tantissimo ancora l'Italpol, che non vuole abbassare il ritmo di questo match, vuole chiuderlo forse definitivamente con quello che sarebbe il gol del 5-1, che sicuramente renderebbe impossibile una rimonta per la Tevere Remo. Tevere Remo che ha tutto l'interesse però ad attaccare, a cercare di rischiare il tutto per tutto per poter segnare almeno un gol e tentare di rientrare in partita negli ultimi minuti. Siamo al 14esimo, ne mancano 16 alla fine di questa partita, manca più di metà del secondo tempo e la Tevere Remo sta cercando di attaccare, anche se francamente quando l'Italpol si presenta nella metà campo dei giocatori del mister Fabio Luciani ci sono veramente tanti guai, tanti pericoli per gli uomini in nero, che soffrono sulle ali la velocità del numero 10, ovvero Fratini, ma anche del numero 2, ovvero Armellini, che adesso però è uscito con Albani che è tornato in campo. Castroni, Masci, ancora Castroni, c'è Castelli sulla destra, non lo vede, preferisce fare tutto da solo, penetrazione che però non funziona e viene ancora una volta fermata. Castelli la rimette in campo verso De Matteis che la stoppa, deve girarsi ora a controllare palla, subisce fallo, è il primo di questo secondo tempo per i giocatori dell'Italpol e calcio di punizione, anzi scusate, il secondo di questo secondo tempo per i giocatori dell'Italpol. Vedremo se Tevere Remo avrà la possibilità di tornare sotto almeno con i falli, vale a dire facendo raggiungere il bonus ai giocatori dell'Italpol, che sicuramente adesso si dovranno difendere e bisognerà per la squadra di casa anche fare attenzione ai contrasti che ovviamente aumenteranno per non cadere nel tranello che cercheranno di fargli i giocatori di mister Fabio Luciani. Castroni va a battere questo calcio di punizione, l'arbitro fischia. Parte il numero 5, conclusione, parata del portiere, poi la palla rimane lì con la difesa che però non riesce a spazzare, anche se comunque allontana il pericolo. Alla fine arriva un fischio da parte dell'arbitro che dice che la palla è uscita e quindi fallo laterale sulla sinistra.
anzi calcio di punizione, non rimessa laterale, c'è stato un fallo commesso dai giocatori della Tevere Remo su quelli dell'Italpol, quindi il terzo fallo da parte dei ragazzi di mister Fabio Luciani, che adesso devono ancora difendersi per l'ennesima volta in questa partita. 16esimo, 14 alla fine più eventuale recupero, 4-1 per l'Italpol che adesso perde la sfera, la recupera ancora la Tevere Remo che se ne va a centrocampo con Castelli che prova a servire un compagno, si tratta di Cerasaro, ancora verso Castelli, prova ad andarsene sulla destra, 1 contro 1 che non riesce perché arriva all'intervento di Albani che mette la palla in fallo laterale. Batte la Tevere Remo con Masci, Castroni va alla conclusione, respinta, rimessa laterale ancora sulla destra per i giocatori in nero. Masci alla battuta per Castroni che va fino in fondo, proprio sulla linea di fondo, che però non riesce a crossare perché la palla è stata deviata, deviazione che porterà comunque ad un calcio d'angolo quasi al 17esimo, 13 alla fine di questa partita, 4-1 per l'Italpol. La Tevere Remo, se vuole tornare all'interno del match, deve cercare di segnare velocemente. Ancora all'indietro la palla con il numero 20 Castelli che scarica per Masci sulla sinistra. Masci prova ancora il passaggio in verticale per Castelli, passaggio di ritorno che però non va ad arrivare alla fine, che invece avrebbe voluto il numero 74. Ora subito veloce contropiede da parte dell'Italpol che prova sempre a pescare gli attaccanti. Ci sono solamente maglie nere da quella parte. Tevere Remo che poi aveva la possibilità ancora di gestire un possesso in attacco, ma che non ce l'ha fatta perché la sfera viene ovviamente deviata e c'è stata una rimessa laterale concessa all'Italpol con l'ultimo tocco di un giocatore della squadra ospite. Lungo passaggio in verticale di Fratini, ancora un intercetto da parte della difesa avversaria. 18esimo, 12 alla fine, ancora fallo laterale per l'Italpol. Sulla destra in verticale ancora per i compagni con il numero 6 lo Iodice che riceve ma che viene fermato da un difensore. Rimessa laterale già battuto, dito conclusione respinta, ancora palla per l'Italpol che però sbaglia totalmente il passaggio. Il portiere Gallori la rimette in campo, Castroni gira sulla destra verso Cerasaro che va al lancio, fermato, intercettato, attenzione ancora l'Italpol con questa conclusione, è l'ennesima parata di Gallori. Calcio d'angolo sulla destra per l'Italpol che batte in questo momento, attenzione alla conclusione di Montagna, il tiro respinto, poi la sfera rimane lì, ancora Montagna, conclusione parata del portiere che riesce a farla sua. Grandissimi interventi da parte del portiere Gallori che sta tenendo a galla la partita qui alla Pala Gems, anche se la Tevere Remo è sotto 4-1, 3 gol di scarto che per il momento sono sicuramente un bottino rassicurante per l'Italpol. L'Italpol che è vicinissima, mancano infatti 10 minuti alla fine più eventuale recupero. Un'altra vittoria sarebbe la 14esima in campionato che allungherebbe la striscia da 8 a 9 consecutive e che ovviamente confermerebbe l'imbattibilità. Intanto arriva un'altra conclusione stavolta che finisce fuori e quindi rimessa dal fondo per il portiere. Italpol sempre più padrona per il momento di questo girone A della Serie C2 regionale di calcio a 5. Vedremo se la Tevere Remo riuscirà a reagire in questi ultimi 10 minuti di gioco. Montagna sulla destra verso Fratini che avanza, c'è ancora Montagna sulla sinistra che viene pescato, il numero 30 riesce a salvarla dalla linea di fondo col tacco verso un compagno davanti alla porta che scarica ancora per il tiro in porta dell'Italpol che fa 5-1 della squadra di casa grazie al numero 6 lo Iodice.
5-1 quando siamo al 21esimo, 9 dalla fine più eventuale recupero. Partita chiusa al Pala Gemsa con l'Italpol che con 4 gol di vantaggio conduce questa sfida a questo punto quasi irrecuperabile per la Tevere Remo, che ha avuto sicuramente degli sprazzi, ha avuto dei momenti positivi in questa partita, ma che se guardiamo in generale come si è svolto questo match ha sempre subito gli attacchi avversari. Adesso prova ad andarsene in contropiede la squadra di nero, anche se rallenta un po' Guancioli che poi prova a fare tutto da solo sulla sinistra. Alla fine viene fermato, ci sarà comunque una rimessa laterale che viene battuta con Amadio, tornato in campo verso Antonica che viene anticipato, rimessa laterale sulla destra. Cerasaro gira sulla sinistra per Guancioli. Amadio contro il pressing altissimo da parte di Gambelli che poi lo costringe a tornare da Gallori. Lungo rinvio del portiere verso Antonica che viene anticipato, 22esimo, 8 alla fine più recupero. In avanti ancora l'Italpol che adesso non si ferma, vuole addirittura arrivare al sesto gol. Gambelli allarga sulla destra verso un compagno, gira il pallone, Pagnotta, Armellini, ancora Pagnotta, può ricevere dopo questo triangolo. Scambio che porta ad una conclusione dalla sinistra di Pagnotta che finisce alta e addirittura fuori perché attraversa tutta l'area di rigore, finisce in calcio, anzi non in calcio d'angolo ma in fallo laterale però per la Tevere Remo. Rinvio di Gallori verso Guancioli, troppo lunga. Rimette in campo la Tevere Remo che ha la possibilità di manovrare sulla sinistra, tira ancora la palla sulla destra, è ancora il numero 30 Montagna a manovrare che però sbaglia il passaggio, l'appoggio verso un compagno, recupera ancora la squadra in nero, lunga verticalizzazione verso i compagni che però sbagliano, poi recuperano ancora quelli di Tevere Remo che hanno difficoltà a mantenere il possesso palla. Lo guadagna ancora il numero 10 Fratini che prova ad accentrarsi, poi scarica sulla sinistra verso un compagno, palla fuori. Cerasaro la rimette in campo, attenzione scambio col portiere, poi ancora Guancioli, allarga sulla sinistra verso Amadio che sbaglia, la recupera ancora l'Italpol, conclusione deviata, palla sul fondo. Rimessa laterale sulla sinistra, anzi calcio d'angolo all'indietro ancora verso un tiro in porta, l'ennesimo di questa partita per la squadra in verde che finisce alto sulla traversa. Il lancio di Gallori con le mani a cercare ancora gli attaccanti ma non riescono a prenderla i centroavanti della Tevere Remo contro la difesa dell'Italpol che adesso ha tutto l'interesse a diminuire il ritmo del gioco e a cercare di mantenere questo possesso palla. Non pressa la Tevere Remo che adesso ha veramente anche poche, possiamo dire, motivazioni a livello psicologico contro un'avversaria che si è dimostrata sicuramente superiore sotto tutti i punti di vista, sotto quello del possesso palla, dei movimenti senza palla, sicuramente per il numero di occasioni avute, ma anche per il fatto che ogni volta che la Tevere Remo ha messo il naso fuori non è riuscita a tenere l'inerzia della partita per più di 2-3 minuti, con delle conclusioni che sono state sì pericolose, ma che sono state facilmente poi difese dalla retroguardia dell'Italpol che ha lasciato sfogare per qualche minuto e non certo in modo costante la Tevere Remo per tornare a fare il proprio gioco e colpire quando necessario. Lo ha fatto 2 volte con Pignotta, lo ha fatto con Gravina, lo ha fatto con lo Iodice, lo ha fatto anche con il numero 11 Gambelli. Una partita che sicuramente ha avuto una dominatrice, ha avuto ovviamente una sconfitta. Questo però non significa che per la Tevere Remo non sia tempo di bilanci, perché manca ancora tanto alla fine del campionato. La Tevere Remo è in quarta posizione a pari merito con la Lusitano, deve ancora giocare lo scontro diretto, può ancora qualificarsi ovviamente ai playoff. D'altra parte l'Italpol sembra sicuramente lanciata verso la vittoria di questo campionato e quindi alla qualificazione diretta in C1, con sicuramente speranze anche di fare una grande classifica l'anno prossimo. Ovviamente questi però sono discorsi un po' troppo avanti e pensando ad un futuro che sembra per il momento troppo lontano. Godiamoci ancora la partita. Siamo giunti al 26esimo, mancano 4 minuti alla fine.
non dovrebbe esserci recupero, perché di interruzioni ce ne sono state poche, sicuramente è perché il risultato è ovviamente nettamente a favore, appannaggio di una delle due squadre. Ora prova ad attaccare la Teve Remo, c'è la Saro, però non riesce a raggiungere questo pallone dopo l'1-2 con Amadio. Rimessa laterale per l'Italpol, che adesso avanza sulla sinistra, ancora scarica verso Albani. Albani prova a fare l'1 contro 1 sulla sinistra, torna all'indietro da Pagnotta, che scarica verso un compagno. Ancora passaggio in verticale, non c'è nessuno, la palla finisce sul fondo e l'arbitro, vediamo, fischia un time out che è stato chiesto dai giocatori proprio della Teve Remo. Si ricomincia quando mancano 3 minuti alla fine di questa partita più eventuale recupero. 5-1 per l'Italpol, che conduce già dal secondo minuto di gioco, quando è arrivato il primo gol di questa gara. 5-1 senza appello contro la Teve Remo. Teve Remo sotto sul piano del gioco e dell'intensità per tutta la partita, che ha provato ad uscire a sprazzi. Non è stata certo però la migliore delle prestazioni per i giocatori di mister Luciani, che adesso gestiscono palla e provano il tutto per tutto, anche se probabilmente è tardi. Entra anche il portiere di movimento, Masci, conclusione respinta. C'è sempre il numero 20 Castelli, che gestisce per il portiere di movimento Amadio, che allarga sulla destra. De Matteis, scusate, che va adesso al cross a cercare ancora Castelli. Palla in mezzo tra il numero 20 e il numero 74 Masci, che termina sul fondo senza nessuno che possa andare a raccogliere questa sfera. Ora Gravin va all'indietro verso un compagno pressato alto da De Matteis, se ne va ancora per Gravin, arriva l'intervento da parte della difesa con Castroni che se ne va, conclusione, palla sul fondo. Con le mani il portiere va addirittura a scalamentare la palla fuori dall'altra parte, dove c'era ancora Gallori, che era rientrato al posto del portiere di movimento Amadio, che adesso però è tornato sul terreno di gioco. Scambio che ovviamente serve a creare superiorità numerica nella metà campo offensiva per la Teve Remo, che adesso attacca 5 contro 4 con Castelli, che gira per Castroni, ancora verso Amadio, che da De Matteis. Castroni riceve Masci, prova ad accentrarsi, palla sul sinistro, sempre per Castroni, che spara al volo alto sulla traversa. Lungo rinvio ancora del portiere, con la palla che termina in rete, ma ovviamente non è valido questo gol, perché era arrivato con le mani da parte dell'estremo difensore dell'Italpol Ferrari, senza nessun tocco da parte degli attaccanti. Un minuto alla fine più eventuale recupero, siamo 5-1 per l'Italpol, che conduce un match sicuramente dominato e che per il momento cerca di essere sovvertito da questi tentativi della Teve Remo, che ha anche adesso il portiere di movimento, che però non riesce a dare manforte all'attacco della squadra ospite, che è sotto di 4 gol e che vede sicuramente la seconda sconfitta consecutiva all'orizzonte. Seconda sconfitta consecutiva dopo una striscia positiva di 5 vittorie consecutive, che sono state interrotte, ricordiamo, proprio settimana scorsa con la sconfitta in casa contro lo Stivigliano per 5-4. Vedremo che grazie a queste 5 vittorie consecutive si era riportata sotto alle prime, arrivando in quarta posizione al pari della Lusitana. Rimane sicuramente agganciato al treno playoff, ma la squadra di mister Luciani dovrà assolutamente nel corso delle prossime partite cercare di fare punti per non perdere la scia
della quarta al momento Lusitana, che oggi aveva una partita più abbordabile rispetto a quella della Tevere Remo, che infatti è proprio qui ospite della prima in classifica, la capolista schiacciasassi di questo campionato, che ancora una volta oggi sta dettando la propria legge. Amadio scarica sulla destra verso Guancioli, Masci, conclusione respinta, ripalla lì la palla, Masci, ancora un tiro, ancora una parata, poi palla in mezzo a cercare gli attaccanti, la rinvia il portiere con i piedi, la palla però termina fuori, non è riuscito a colpire la porta. L'arbitro fischia un minuto che è quello di recupero. 5-1, uno degli ultimi attacchi della Tevere Remo, con Masci che gira verso Castroni, che scarica ancora verso i compagni, Masci riceve, Castroni, anzi Amadio, scusate, per la conclusione di Cerasaro, che viene respinta, poi la sfera rinviata dal portiere. Ancora il portiere di movimento in campo. Per il momento però non c'è più niente da fare, perché l'arbitro fischia. Finisce qui, 5-1 per l'Italpol, che vince ancora nona vittoria di fila, 14esima in questo campionato, mantiene la testa della classifica a 44 punti, rimane a 26 la Tevere Remo in quarta posizione al pari con la Lusitana. Vedremo che cosa faranno i diretti rivali. Rimane comunque agganciato al treno playoff la squadra di mister Fabio Luciani.